E buon pomeriggio signori miei, bentornati con i pirati di Bava Nera. Ebbene sì, le democrazie pacifinte ci hanno dichiarato guerra, ci hanno trascinato in un conflitto in questo mare, in questo oceano spaziale, e noi ora partiamo, siamo salpati con la nostra flotta composta da animali addestrati, da fauna spaziale addestrata. Siamo partiti con botti cariche di rum per fare fuori quei maledetti. La medicina per loro sarà molto amara. Esattamente sarà bava di lumaca. Ebbene signori, seguite tutta la puntata perché saranno alti e bassi per questa battaglia. Ci saranno scontri epici e tattiche non troppo leali. Ma per sapere esattamente come finirà, dovete seguirla tutta. Io sono il capitano Bava Nera. Benvenuti nella mia prima battaglia. Io mi muoverei onestamente, se non c'è nient'altro mi muoverei, perché adesso loro sicuramente si divideranno. Questi sono isolati perché staranno a prendersi lì, e quindi teoricamente è vero che poi non lo so, vediamo. Ok, qui ha continuato. Quanto è di difesa questa stazione? 1000. 1000 non è sufficiente. Facciamola crescere, ma non so se è il caso. Ok, quindi queste mega flotte pirate che si riuniscono. Qui c'è un bellissimo +1 di leghe. Andiamo qui. Ok, intanto anche Room sta per essere costruito. Ok. E la nostra flotta si muove. Attenzione allo scossione. Statistiche battaglia spaziale. Ok. Ok. Vediamo, la va, la spacca, Cos'è che vogliono loro? Giusto per capire. No, scusate, ho sbagliato. Dove sta? Qua. Giusto per capire, cos'è che vogliono loro? Territori. Va bene. A caso, così, va bene. Oh, sussidi energetici ci volevano. Allora, salute armata ci serve come il pane. Anche questo ci serve, ma salute armata ancora di più. È stata fondata una città, gli diamo subito un centro medico e andiamo avanti. Ok, le loro navi si sono divise, noi stiamo andando invece di pari passo. Ok. Qui c'è lo scontro, dovremmo vincerla, poi soprattutto con l'altra artiglieria. Qui, piccolo scontro. Sono 800, aspettiamo un attimo. L'altra flotta. Stiamo arrivando. Forza. Ok, perfetto. Ok, comparsa subito all'attacco. Immediatamente. Prima che arrivino le altre navi. Una è impegnata qua. E fra 10 giorni ricevo una bella sorpresina di avere un'altra torretta. Ed eccolo qua, diventa 1300, perfetto. E lo stiamo vincendo. Questo, gli abbiamo fatto un bel agguato. E ci siamo. E ci siamo, signori. Guardate qua come gliela polverizziamo. Godo. Perfetto. Ora siamo 800 e 1100 contro una flotta da 700. L'altra è bloccata qua e continuerà a essere bloccata, perfetto. E noi adesso possiamo darci alla pazza gioia e poi recuperare tutti questi territori e fargliela pagare a questi infami maledetti. Non si scherza con i pirati, signori, non si scherza per niente. Andiamo di qui a prendere questo più una lega che comunque lascia fare. Energia concentrata. È confermato che letture bla 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 sulle lapidi. I nostri scienziati riferiscono che i sensori captano tacchioni di polarità inversa. No, studiamola, perché sapete che noi con le sfere siamo molto interessati alle sfere. Che detta così è un po' brutta. Però vabbè, avete capito. Ho perso comunque un po' di navi,
Ho perso un po' di navi nel frattempo. Ho perso un po' di navi, sì. Ho perso una nave costruttrice e me l'hanno fatta fuori. È tempo di vendetta, signori. È tempo di vendetta. Stabili un'ambasciata. Oh, grazie. Finalmente stabiliscono un'ambasciata con noi. Oh, ci danno un patto di non aggressione. Noi possiamo anche prendere una... possiamo anche confermare la loro protezione, assolutamente. E poi voglio che siano miei alleati, perché ho bisogno di difesa. Il tempo scorre come un fiume. Quindi durante i lavori del sito, gli scienziati del sito di prima, lo scienziato Alorig ha sfiorato accidentalmente la sfera blu. Successivamente ha detto di aver avuto una visione, si sarà ubriacato di sicuro, e una visione del tempo che si estendeva come un fiume all'infinito, passato e futuro, e che l'energia blu fuoriusciva dal flusso temporale. È stata assorbita dal suo corpo, sebbene... Questo è l'alcol che è stato assorbito dal suo corpo, secondo me, ragazzi. Sebbene l'incidente sia stato studiato con precisione da altri scienziati, in meno di un secondo ha trascorso più di un'ora. Ok. Quindi, sebbene l'incidente appunto sia stato studiato, in meno di un secondo... Ok. Dopo la fine della visione, Alorig ha avuto la certezza che il tempo non avrebbe più influenzato la sua esistenza. Con una vita infinita davanti a sé, vuole usare il potere per esplorare liberamente l'universo. Diventa immortale Alorig? Scusate? È vero? Alorig riceverà un piccolo vascello per girare liberamente tra le stelle. Il nuovo scienziato deve essere assegnato al comando della Whitlash. Allora, fatemi vedere, scusate, la Whitlash. Lui è diventato immortale? No, il nostro cacciatore. No, ma tu rimarrai con noi. Tu rimarrai con noi. Wow. È diventato immortale, ragazzi. Ma tu rimarrai con noi. Assolutamente. Diventerai il nostro capo pirata. Alorig potrebbe diventare anche il comandante di questa ciurma di pirati che adesso stanno tornando vittoriosi. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, questa vittoria pirata, tanta roba, Allora, qui ci vorrebbe una nave in più, perché secondo me, fatemi vedere, la gestione, i leader... No, siamo già al completo, anche per gli scienziati. Devo reclutarne uno. Alorig, proprio Alorig, e lo faccio andare qua. Direi che è la scelta migliore questa. Piccolo salto temporale, ragazzini. Comunque, vi stavo dicendo che i pirati adesso si stanno curando e a breve partiranno all'attacco. Riconquisteranno i loro territori e poi, beh, insomma, vedremo il da farsi. Non vedo l'ora di fare robe... di fare robe di contrabbando, signori. Anche se a livello di crediti energetici stiamo in sofferenza. Questa cosa qui non mi fa impazzire. Purtroppo siamo molto in sofferenza, devo dire. Vabbè. Ok, ripartiamo. Secondo me qui funziona che allora, minaccia Tau, alieni sfuggenti. Andiamo a essere cattivi. Eccoli qui, necroidi. Dicevo, andiamo adesso a riprenderci questi territori, poi vediamo cosa fare. Loro sicuramente ripartiranno all'attacco, però secondo me abbiamo buone possibilità di recuperare. L'economia che purtroppo non è delle migliori. Non è proprio delle migliori. Forse qui nella capitale sarebbe il caso di fare anche un distretto. Tanto gli operai ci sono in realtà, però magari fare un distretto di quelli economici. È che questo mi manda giù tantissimo. Potrei migliorare la situazione creando
Un distretto minerario. Sì, anche perché c'è un surplus. Bene. Fatemi vedere. Qui non ancora. Qui siamo in alto mare. E questo l'abbiamo appena fondato, quindi... Esatto, ha voglia. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Già qui siamo in deficit di crediti. Iniziamo subito a costruire qualcosa. Ah, ci chiedono dei tributi. Maledetti. Dobbiamo per forza darglielo in cibo. Vabbè. Gira un po' le scatole, però. E non è il caso di avere altri nemici, perché se ci spianano è veramente un problema per noi pirati. Se ci spianano è veramente un problema. Intanto se vado a fare un serbatoio potrebbe servire. Va. No, aspettiamo. Benissimo, benissimo signori. Grande archivio fatto. Ottimo, godo. Bellissimo. Non vedo l'ora. Dobbiamo crearlo, ragazzi, perché è la base proprio, il grande archivio. Qui c'è tutto da fare. Non ho idea di... Andiamo sul sifone. No, 2000. 2000 è un po' troppo. Vediamo se c'è qualcosa di più basso, tipo lo zoo. Però non abbiamo incontrato ancora prefauna. Questo potrebbe essere molto utile, l'ostacolo. Allora, fatemi vedere. Qual era quel pianeta? Ecco, questo qua. Questo qui. Che ostacoli ci sono? Ah, distretti minerari. Campi minerari. Con la giungla. E qui che cos'è? E qui che cos'è? Fatemi vedere. Giungla. Ok, allora togliamo la giungla, ragazzi. Così riusciamo a almeno equiparare un pochettino il denaro. Ok. Perfetto. Ok, adesso ci ripigliamo kill che è nostra. Almeno... Ok, sì, va bene. Va bene, va bene. Ok, abbiamo trovato degli altri agenti. Cioè degli altri agenti, delle altre imperi, degli altri imperi. Signori, mamma mia, quanta roba interessante. Potrei fare sia il comando flotta più 20, non sarebbe male, oppure le starbase, ma non ho abbastanza leghe. O anche i robot, non sarebbe male. O anche prendere una risorsa in più, perché la risorsa in più ci consente... No, andiamo nella risorsa in più, perché ci aiuta a livello economico, perché la vedo veramente male. Formazione di grafene. Lo possiamo estrarre. Estraiamolo, assolutamente. Allora, tu sei fermo e mi hai anche fatto un bel upgrade. Non c'è qualcosa che mi fa l'upgrade del segugio, no. Non c'è. Non c'è. Allora, lui potremmo farlo esploratore, però mi sembra proprio il suo ruolo. Io più che altro lo farei studioso, visto che ha tanto tempo, tipo l'infinità, per studiare. Io lo manderei a fare questi studi. Andiamo subito a prendere questi progetti di ricerca, che dopo scadono. Nave costruttrice è qua. Ok, vai avanti. Qui, allora, come stiamo andando con la base? Ok, stiamo andando bene. Perfetto. Non sono proprio fortissimo, eh. C'è un po' di difficoltà a conquistare anche le basi, che se non riesco a capire come mai. Allora, andiamo intanto a prenderci l'altra, intanto che gli scudi si riformano. Perché questo non si riforma lo scudo? Allora, stai un po' più indietro tu. Lascia andare gli altri. Oh, ne abbiamo uno da 3 tra l'altro. Non so quale sia, ma ne abbiamo uno da 3. Allora, adesso sì, partite. Ok, dai, pian piano recuperiamo un po'. Pian piano si recupera. Si recupera, signori. Poi adesso con gli impianti robot dovremmo andare molto più veloci nella generazione di popolazione. Ma se io volessi spostare un po' la popolazione, allora fatemi vedere. In economia trasferisci. Ok, io trasferirei qualche
civile tipo. Ci costicchia qualcosina, però io li sposterei. Tipo sulla perla nera gli mandiamo un calcio e li mandiamo lì. Perché no? Perché no? Questo è il robot. Beh, ci sta, fatti a piovra, ci sta. Qui abbiamo, ok, per il cibo. Cibo pietra. Ok, li mandiamo su Moby Planet. E anche qui su Room. Ok. Allora li prendiamo. Decisione. No, scusate. Economia. Qua. Allora abbiamo detto Moby Planet. E li mandiamo qua. Ok. E poi su Room. E facciamo questi 150. Ok, perfetto. Sicuramente adesso c'è un equilibrio maggiore tra tutti. E dovremmo salire. Perfetto, ok. Vabbè, non sono saliti quanto sperassi, però un po' sono andati. Ne creiamo ancora, così in modo tale da equilibrare i crediti. Ok, perfetto, abbiamo recuperato. Ora andiamo anche qui. Costruiamo una nave per una nave costruttrice per queste zone. Dov'è l'altra nave? Ok, qui, che ha finito il suo. Benissimo. Allora vai qui che c'è, vedo un sacco di risorse. Ok, bella, questa zona qui non è male, eh? Questa zona qui non è male affatto. Non è male affatto. Stiamo finendo i crediti. Comunicazione stabilita contro questi infami. Ah, sono una coscienza Gestalt. Va bene. Andiamo allora da questi. Ma dove stanno? Ah, eccoli qua. Wow, sono così espansi. Cioè, sono così espansi che il loro simbolo è qua. Allora, o sono espansi per lungo, spero. Oppure non saprei, cioè. Vabbè. Vabbè, non dico niente. Loro come sono messi? Equivalenti a noi, richiamo ambasciatore. Ci vuole ancora un po' di fiducia per loro. Nuovi organismi spaziali. Ok. Eccola qui. Perfetto. Vai qua a costruire. Ok. Ci riprendiamo quello che è nostro. Perfetto. Perfetto signori, abbiamo anche 1600. Allora andiamo a gestire le navi. Qui ne manca una. E qui siamo già al completo. Intanto inizia a costruirne una. Ok, perfetto. Ottimo. Ottimo, abbiamo recuperato i nostri territori. Ottimo. Perfetto signori. Ok, perfetto. Ora avanziamo noi. Andiamo a prendere questo territorio. Lo rivendichiamo. Perché la presa di questo spacca completamente il territorio avversario. Cioè divide questa porzione forse e quest'altra. Quindi molto buono per noi. Intanto abbiamo letto, ok, tutte le loro robe, va bene. Teniamoci in zona, che potrebbe servirci essere in zona. Allora, dai. Dai che va. Possiamo anche aumentare un po' la velocità, Andiamo su veloce. Però non credo che loro siano sconfitti. Siamo in vantaggio noi, ma non di tantissimo. Ora vediamo, una volta entrati. Dobbiamo stare attenti a non essere intercettati, perché se siamo intercettati da qualcun altro non va mica bene. Intanto ci sale la salute degli scudi, ottimo. Wow, c'è un miliardaio di roba da fare. Però andrei su reattore a fusione. Gliele ficchiamo non dico dove, alle meduse. E ci facciamo dei potenziamenti. Dai. Feccia i criminali su Moby Planet. Come feccia? Ma da quando?
Perché? Clarity spreads. Fatemi vedere. No, non la vedo ancora. Non la vedo ancora, ma c'è. Ma c'è. Non so se fare ricerca. No, direi di no. Ci mancano ancora tecnici, quindi. Ok, qui intanto l'abbiamo catturato. Andiamo a catturare anche qua. Perché se noi rivendicassimo anche questo, arriveremmo a un passo da questo pianeta e potremmo agganciarci a loro, che comunque non è mica male come obiettivo. Tanto costruiamo, qui procediamo. Perfetto. Perfetto, signori. Crediti. Vabbè. Beh, non costano tanto. Possiamo permetterci anche 1000 adesso. Sono i beni di consumo che mi preoccupano, però va bene. Adesso cerchiamo di terminare questa guerra il prima possibile. Benissimo. Il ministro della difesa migliora le sue capacità. Possiamo fare una stabilità oppure velocità costruzione nave militare. No, dai, ammiraglio. Ammiraglio, ammiraglio. Anche perché siamo pirati, cioè cosa facciamo? Il ministro non è... cioè... ma questi? Direi che è il caso di tornare a curarci. Wow. Questi sono tosti, ragazzi. Sono veramente tosti. Allora, vabbè, per ora ci è andata bene, però non posso aggiungere navi perché sono già al limite. Ne posso solo creare delle nuove. E andiamo a crearle allora a questo punto. Creiamo 2 di queste. Wow, ragazzi. Wow. Costruzione completata. Ok. Andiamo a fare anche la ricerca. Qui intanto 4 minerali non me li ha presi. Vabbè. Beh, non sono tantissimissimi. Oh, finalmente l'accordo commerciale con questi. Oh, fammi vedere un po' quanto... Vabbè, non sono piccoli loro. Sono inferiori. Facciamo anche l'accordo di ricerca. Assolutamente, facciamo tutto. Ok. Perfetto. Perfetto. Le pietre ci servono. Allora, poi cosa abbiamo? Abbiamo la stazione, le facciamo, che sono belle importanti. Attenzione, quanto sono veloci. Porca miseria, quanto sono veloci. Beh, c'è questa stazione che ci aiuta. Quanto sono veloci? Noi siamo 1100. Qui è un 500 loro. Dobbiamo stare attenti, ragazzi. Allora, io direi di andare su. Allora, rivalità non mi dispiacerebbe, eh. Non mi dispiacerebbe. Perché potremmo essere rivali di tanti. Però secondo me qui per sopravvivere una supremazia la dovremmo fare. Perché tipo un mantenimento nave, la capacità navale ci servirebbe. Tra l'altro abbiamo superato la capacità navale, vabbè. Andiamo qua così risolviamo il problema di capacità navale. 15 addirittura delle bande criminali. Andiamo a mettere l'anticrimine. Assolutamente. Non capisco perché me l'abbia tolto l'anticrimine. Forse c'era l'anticrimine e l'ho tolto, vero? Non so cosa ho fatto. Però a questo punto, se ci sono delle bande criminali che non sono dei... sono dei fieri pirati, però se ci sono e sono fuori dal nostro controllo, direi di no. Intanto questi cos'è? Ah, quelli del velo. Desideriamo trattare, abbiamo bisogno di aiuto per contenere la criminalità. Ah, questo potrebbe essere interessante. Wow, costa un casino. Sei fuori? No, no, arrivederci. Ah, sei fuori, sei pazzo. Sta una marea costa. Questi cosa fanno qui intrappolati? Corpo di 1000 balene.
Tutta la guerra potrebbe dipendere da questo passaggio. Riuscirà la nostra flotta a tornare indietro o verrà bloccata da queste navi molto veloci avversarie e massacrata? L'esito della guerra potrebbe dipendere proprio da questa mossa. Non perdetevi il prossimo episodio, ragazzi. Se ne vedranno delle belle.